Amici dell'Edicola di Pinuccio, buonasera e bentornati. Siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport Italo Bonini di Cinquefrondi, pronti a trasmettervi questa 16ª giornata di campionato Serie B maschile Girone M, che in realtà è l'11ª, lo spieghiamo dopo. Ad affrontarsi saranno la Pallavolo Jolly Cinquefrondi contro la Caffè Lore Universal Catania. Qui con me, come sempre, al commento Renato Gallo. Buonasera, buonasera a tutti. Salutiamo Bentornati. tutti gli amici collegati vicini e lontani anche da Torino. Ci stanno seguendo da Torino. Bentornati, era dal 18 dicembre 2021 che non si giocava, c'è stato uno stop del campionato Lungo a livello stop. nazionale Serie B maschile e abbiamo atteso, siamo arrivati al giorno d'oggi che è sabato 12 febbraio e tra l'altro nella Jolly ci sono delle novità. Ci manca ingresso e un'uscita. l'Orlando Furioso. un ingresso e un'uscita. Ah, vero? Un ingresso, sono tre le novità, vai. l'allenatore Francesco De Fina, 44 anni, di Vibo, da atleta un passato tra Serie B, Serie A2, A1 con Callipo, con Cosenza, Arezzo, Schio, Gela e Pizzo. Ha giocato anche alla Jolly Cinquefrondi Sì, nel nella serie 2011-2012. primo anno di Serie B, può essere? 2011-2012, sì. Poi la terza novità, Gabriele, tu non la sai. No. Abbiamo un nuovo dottore nelle file Bene. della Jolly. Il nostro Fabio Remo, neolaureato banchieri. Auguri a Fabio. Questa mi è sfuggita. Gli ho detto che non lo posso chiamare più Fabiolino, ma dottor Fabio ormai. Giusto. E poi Peppe Orlando, che è andato in Serie A3 all'Abba Pineto Volley in prestito dalla Jolly, a cui va il nostro più grande in bocca al lupo per la stagione. Ciao, Orlando Furioso. Per noi è una gran cosa, no? La Jolly spesso cresce, giocatori ne abbiamo visti passare da qui. Sì, tanti, però da un lato ci fa piacere perché Dall'altro crescono i po'. ragazzi, dall'altro ci dispiace perché Sì, certo, la ci si mancanza. affeziona. Certo. Oggi abbiamo i genitori di Matteuccio, come lo chiamo io, di Matteo Bonati, che ci dicevano che ci seguono sempre. Io ho detto, siamo i genitori di Matteo. Ah, del mio Matteuccio, ho detto. Arrivò qui quando aveva 17 anni, da Savona, quindi ha lasciato il nord Italia per venire qui al sud. Si è trovato bene, l'abbiamo accolto come sempre, come accogliamo tutti. Tutto è pronto. Squadre ai saluti. Il primo arbitro dell'incontro sarà Rocco Paride Sinacori di Milano. Secondo arbitro Davide Coppola, anche lui di Milano. Coppia milanese. Vecchia conoscenza, Gabriele, Bandieramonte. nella Universal. Gabriela Bandieramonte giocava nel Palermo Allora, quando abbiamo incontrato la prima volta. Starting Six al Palabonini. Inizierà ovviamente la squadra ospite, la Caffè Lore Universal Catania, che si schiera con numero 1 Bandieramonte, numero 2 Bottino, numero 9 Sciuto, numero 13 Tomasello, numero 15 Arezzo e il numero 17 Andronico era, sì. E il libero Edoardo Dato con il numero 4, squadra allenata da mister Giuffrida. Prendono posto gli arbitri
quasi tutto pronto. Permettimi anche di fare un saluto particolare, Renato, perché a Cinquefrondi è venuto a mancare È venuto a mancare un grandissimo amico dell'edicola, il nostro caro Peppe, figlio di Gino, figlio di Gino, cofondatore della nostra portante, sì, associazione, dell'edicola. che non c'è più i Peppe Volatincello. era uno di noi, Peppe, era parte del paese, spesso veniva anche qui al palazzetto a vedere le partite. E ovviamente tutta la nostra vicinanza a Gino e Carmela e a tutti i A familiari. tutta la famiglia, ad Andrea, il nostro alzatore, Sì, primo cugino. e sono entrambi in panchina, anche il DS, Vincenzo Belcastro e Andrea Belcastro. Allora, in corso lo starting six qui al Palabonini. Abbiamo lasciato il campionato alla 10ª giornata, poi magari a fine primo set guarderemo i risultati della 10ª giornata e quindi per questo vi dicevo che in teoria è l'11ª, ma sul calendario risulta la 16ª. Poi le altre partite verranno recuperate dopo, a fine campionato. Le 6 partite rinviate. Starting six della Jolly Cinquefrondi. Una sola novità, ovviamente se n'è andato Peppe Orlando, subito entra titolare Arena, anche per lui che ha avuto diversi infortuni, adesso può trovare una chance e quindi Jolly in campo con Walter Vaiana il centrale, poi Bonati, numero 8 Lopetrone, Arena, Di Pasquale, il capitano Dionisio Di Pasquale e Luca degli Esposti. È titolare per la prima volta, l'hai detto, il numero 10 Gabriele. Sì, Arena. Che Il libero Fabio Remo, il numero 9. sostituisce Orlando. Suona l'inno della Jolly qui al Palabonini, tutto pronto, finalmente, dopo 2 mesi si torna in campo. Ci è mancata la pallavolo. Parte con Fabio Remo che riceve degli Esposti, l'attacco centrale tocca il primo pallone Pasquale Arena, l'alzata per Bottino, c'è il muro della Jolly, recupera il libero della Universal, la copertura di Dionisio Di Pasquale dall'altra parte, Massimiliano Lopetrone che ottiene questo primo punto del 2022, 1-0 per la Jolly. Jolly al servizio proprio con Pasquale Arena, riceve la Universal con il numero 15 Arezzo, poi schiaccia forte Andronico per l'1-1. Servizio quindi Universal Catania. Un saluto anche a tutti i tifosi che ci seguono da Catania. Pallone lungo, la prende Lopetrone, schiaccia forte Walter Vaiana. Ottimo il primo tempo della Jolly Cinquefrondi per ottenere questo secondo punto. Bella la combinazione degli Esposti Vaiana. Jolly in vantaggio, Dionisio Di Pasquale al servizio, prova la spin, non fortissima, mette lo stesso in difficoltà la Universal Catania che schiaccia bene, però c'è la buona copertura e la buona difesa di Fabio Remo. Poi ancora Dionisio Di Pasquale per la Jolly che ottiene il money out, il primo break di questo incontro. Jolly avanti di 2-3-1. Ancora al servizio quindi il capitano Dionisio Di Pasquale.
Ancora spin, sempre forte sul libero dato. Difende, ma c'è il fallo della Jolly. E quindi si riporta a -1 la formazione catanese, che adesso è al servizio con Bandieramonte, se non mi sbaglio. Sì. Il centralone del Universal al servizio, riceve Massimiliano Lopetrone, tenta la pipe, la Jolly, una pipe funzionante, mette a segno Matteo Bonati per il 4-2 e per un altro break della Jolly. Servizio di Massimiliano Lopetrone. Vedremo se tenterà la spin. Sì, spin anche per Lopetrone. È forte, tiene bene la Universal Catania. Schiaccia Arezzo, difende la Jolly, Matteo Bonati, difende Dionisio Di Pasquale, il bugger di Bonati, poi come può Dionisio Di Pasquale da posto 4 schiaccia poi la Universal Catania, schiaccia altrettanto forte e tenta un recupero impossibile. Arezzo ci stava per riuscire, ha mancato per poco il pallone, l'abbiamo visto anche nel replay. 5-2, una bella azione tra le due squadre. Ancora quindi al servizio Max Lopetrone. Servizio forte, è out però. Pallone che non scende, finisce di poco fuori. E quindi Andronico al servizio su questo 5-3. Riceve Fabio Remo, degli esposti, cerca e trova Matteo Bonati. Ci sono le manone del muro della Universal Catania. Tra l'altro muro che colpisce questo pallone in discesa. E il pallone cade nella parte sinistra del campo della Jolly, dove non c'era nessuno. 5-4. Teso il servizio di Andronico e parità tra le due squadre, lasciano sfilare, non c'era intesa tra Fabio Remo e Matteo Bonati. Terzo consecutivo per Andronico, sempre in quella zona, preso di mira Bonati, che stavolta risponde bene, schiaccia bene, manda di là, però tocca anche la rete. Il numero 13 del Universal, Tomasello. E quindi nuovo vantaggio per la formazione calabrese, che adesso è al servizio con Walter Vaiana. Pallone molto teso, riceve la Universal Catania, adesso schiaccia Arezzo. Pallone tenuto in gioco. Out però l'attacco. Ancora Arezzo per la Universal. Era una situazione difficile per la Jolly. Ha costruito abbastanza bene la Universal, però Arezzo ha sprecato tutto. 7-5, nuovo break per il 5 frondi. Walter Vaiana al servizio. Servizio sempre teso, non una buona ricezione di Arezzo, infatti free ball, vediamo come la sfrutta la Jolly. Cercato dietro Dionisio Di Pasquale, pallone rimesso in gioco. Degli esposti, fa la finta per Matteo Bonati, poi la riprende la Universal, altra free ball, vediamo come la sfrutta la Jolly con degli esposti che rimanda di là, alza poi il libero in bugger, out il colpo di Arezzo. 8-5, un'altra bella azione tra le due squadre. E
ancora Walter Vaiana al servizio, terzo consecutivo per la Jolly, sempre molto teso, duello aereo, recupera la Universal, out, poi la schiacciata di Andronico, 9-5. A più 4 la formazione di Mister Defina. Chiama però timeout la formazione ospite, chiamato da Mister Giuffrida. Su questo più 4 del Jolly viene chiamato il primo timeout, mentre vediamo inquadrata la panchina della Jolly con il Mister Defina a dare le indicazioni. Bacia il pallone, Walter Vaiana pronto per questo servizio. Si fa sentire anche il pubblico del Palabonini. Riceve il numero 2 della Universal, poi buona la schiacciata di Andronico, non buona l'alzata degli esposti, che va a finire tra le mani degli avversari, che ci mettono una pezza e ottengono il sesto punto, giusto? Non mi sembra... O il quinto? Sesto, sì, sesto. Che sia stata toccata. Il secondo arbitro era lì. Ah, ha chiamato palla dentro? Era completamente fuori. Il secondo arbitro era lì. Sì, tra infatti. l'altro presente sugli spalti Beh, anche l'osservatore. Servizio spin per la Universal Catania, buona, tiene in gioco Lopetrone, schiaccia più forte che può Dionisio Di Pasquale, il pallone rimane tra le mani di Arezzo. 10-6. Luca degli Esposti, quindi Jolly in più 1 al servizio. Luca degli Esposti, sì, al servizio. Servizio Molto sempre tesa teso. anche questa di Sì. Luca. È stato È bravo una doppia. Dato. È stato bravo Dato, però meno bravo Tomasello, l'alzatore. 11-6. Dopo questa doppia della Universal. Quindi ancora Luca degli Esposti al servizio. Oh! Stavolta tenta un colpo più forte, molto rapido, ma il pallone termina out. 11-7. Sì, è vero, si vedono un poco i numeri nelle maglie della Universal. Comunque servizio Universal degli Esposti, cerca dietro Pasquale Arena, tocco secondo l'arbitro dopo il rimpallo. 11-8. Sciuto al servizio. Numero 9, sì, Sciuto. Servizio molto corto, ci arriva Matteo Bonati costretto al bugger rovesciato degli Esposti, d'esperienza poi Dionisio Di Pasquale a scavalcare il muro avversario e ottenere il 12° punto. Sciuto è il centrale che ha lasciato adesso il posto al libero, Dato. Edoardo Dato. Servizio di Matteo Bonati, riceve con il numero 17 Andronico. Bandieramonte, chiamato in causa anche per l'attacco. Funziona l'intesa
tra Tomasello e Bandieramonte. 12-9, ottimo il primo tempo della Universal. E adesso il servizio proprio di Tomasello. Tomasello al servizio, riceve Matteo Bonati, degli esposti all'indietro per Dionisio Di Pasquale, che schiaccia più forte che può, ed è 13-9. La Gelli al servizio con Pasquale Arena. Riceve Dato. Buono l'attacco dietro di Bottino. Ottiene il massimo Giovanni Bottino. 13-10. Ed è proprio Bottino ad andare al servizio. Bottino pieno. Fa Bottino di questo punto. Quindi Bottino al servizio. Riceve Max Lopetrone, degli esposti al centro Walter Vaiana. Il recupero in tuffo di Matteo Bonati, rimanda di là Fabio Remo. Tomasello cerca e trova Arezzo, copre degli esposti in bagger Fabio Remo per Dionisio Di Pasquale, mette a terra un grandissimo punto. 14-10. E ancora una volta buona la costruzione della Jolly, con due ottimi recuperi. Dionisio al servizio, Dionisio Di Pasquale. Spin per lui, forte, tiene, Dato. Cercato ancora Arezzo, tocca il muro della Jolly. Degli esposti cerca ancora il suo capitano, pallone che rimbalza sul nastro. Tomasello costretto al bugger rovesciato e quindi Arezzo, forte, pallone che torna nel campo della Universal. Tocca il muro, buona la difesa di Fabio Remo, un pallone un po' lungo per Dionisio Di Pasquale, che schiaccia bene. Ci arriva Tomasello ancora in bagger, Arezzo, un pallone corto, degli esposti, rimanda di là, pallone preso, pallone preso, pallone poi spinto Fabio Remo, lancia forte in bagger, un lungo scambio tra le due squadre, una bellissima azione, recuperi da una parte e dall'altra. Alla fine il punto è della Universal Catania, 14-11. Bello, bello, si sta correndo in campo. I giocatori si stanno sacrificando su ogni pallone. Ed è pronto Bandieramonte al servizio. Fischia adesso il primo arbitro. Bandieramonte molto teso, recupera ma non abbastanza la Jolly. 14-12, si fa sotto la Universal Catania, si riporta a -2. Chiama time out Dionisio Di Pasquale. Ed eccola inquadrata la panchina della Jolly Cinque Frondi. Jolly guidata da mister Checco De Fina. Poi a fine set faremo un po' il resoconto, no, della 10ª giornata, che in pratica è la scorsa. L'ultima partita giocata il 18 dicembre del 2021. Di fatto questa è la prima partita del 2022. Bandieramonte al servizio, dopo che le squadre sono rientrate in campo dopo questo time out chiesto dalla Jolly. Servizio su Max Lopetrone, degli esposti, il muro, ma il buon recupero di Remo, pallone raccolto poi sotto rete. Free ball, vediamo come la sfrutta la Jolly, chiamato ancora in causa Dionisio, forse c'è il tocco? No, non c'è il tocco.
quindi 13° punto della Universal Catania. Si è sentito un tocco, proprio un tocco con l'unghia qualcosa di simile. Sta di fatto che la Universal Catania è a -1, bandiera monta ancora al servizio, riceve Max Lopetrone degli esposti, stavolta cerca la pipe di Matteo Bonati, Sciuto recupera, poi schiaccia forte la Universal, chiamato in causa ancora Dionisio, pallone nel campo della Jolly, degli esposti costretto a fare gli straordinari. Arezzo chiamato in causa, schiaccia forte, una bellissima diagonale di Arezzo e la Universal Catania pareggia 14 pari. Bandieramonte al servizio. In questa serie positiva della Universal, 3 punti consecutivi recuperati. Ancora su Max Lopetrone, chiamato in causa poi per l'attacco, pallone che cade davanti Tomasello, era un po' indeciso Tomasello se prenderla o meno, e il pallone gli rimane lì. 15-14. Max Lopetrone al servizio con la sua spin, si aiuta con il nastro, costretto al tuffo numero 2 del Universal, pallone Era out. recuperato, forse era out, la prende Fabio Remo, ma schiaccia forte per chiudere Matteo Bonati, ed è il nuovo break per la Jolly Cinquefrondi che aveva bisogno di respirare. 16-14. Max Lopetrone ancora al servizio. Ha chiesto formazione il capitano numero 2 della Universal, Giovanni Bottino. Anche lui l'abbiamo visto e rivisto nei vari campionati di Serie B. Max Lopetrone, spin per lui su Bottino, zona di conflitto, Arezzo, ma c'è il monster block di Walter Vaiana. 17-14. E quindi ancora Max Lopetrone al servizio per la Jolly. Terzo servizio consecutivo per lui. Forte, pallone out. Pallone out, 17-15. Andronico al servizio. Servizio teso su Matteo Bonati che non alza un bel pallone, ma riesce a schiacciarlo sulla buona alzata di Luca degli Esposti. Poi ottiene il money out lo stesso Bonati e Jolly a +3. Nuova rotazione, adesso Vaiana al servizio. Buono il suo servizio, ricevuto bene dalla Universal, recupera Dionisio Di Pasquale su questo colpo di Arezzo. E quindi ancora Universal, attacco centrale vincente con il numero 9 Sciuto, 18-16. Adesso al servizio Arezzo. Stende il braccio l'arbitro. Spin per Arezzo, riceve bene Matteo Bonati, schiaccia altrettanto bene
Pasquale Arena a tutto braccio questo colpo, 19-16. Luca degli Esposti al servizio. Su Dato, pallone all'indietro, Uno. monster block da solo Matteo Bonati, 20-16. Dice no ad Andronico. Bello questo muro sotto gli occhi dei suoi genitori. Matteo Bonati e chiama il secondo time out la Universal Catania. 3 in totale in questo set, uno chiamato dalla Jolly, 2 chiamati dalla Universal Catania. E andiamo alla panchina di destra, panchina della Universal, squadra ospite in questa 16ª di campionato. A 16 squadre di nuovo in campo. Chiusa la musica, il gioco può riprendere. Luca degli Esposti al servizio per la Jolly, riceve Bottino, pallonetto al centro, bella questa alzata all'indietro di Fabio Remo, poi l'attacco che è out però di Matteo Bonati. 20-16. Richiamato Dionisio Di Pasquale sotto il seggiolone, non accetta scuse l'arbitro, non accetta proteste. Bonati che aveva detto l'ha toccata, non ha detto semplicemente l'ha toccata. E quindi il servizio del Universal, riceve la Jolly degli Esposti, pallonetto di Dionisio Di Pasquale, tenta un recupero in extremis la Universal, impossibile, 21-17. Nuova rotazione, Matteo Bonati al servizio. Si fa sentire il pubblico di casa, servizio molto teso su Bottino, chiamato in causa poi per l'attacco, ma colpisce troppo forte il pallone, 22-17. E quindi ancora Matteo Bonati al servizio per la Jolly Cinquefrondi. Servizio su Arezzo, Bottino trova il massimo, pallone che rimane tra le mani di Fabio Remo, 22-18. E adesso servizio di Tomasello. Su Fabio Remo degli Esposti, la alza per Max Lopetrone, con la sua bellissima diagonale ottiene il 23esimo punto di questo set per la sua squadra. E ancora Jolly al servizio con Pasquale Arena. Riceve la Universal, l'attacco centrale vincente di Bottino, la pipe vincente di Bottino. Sì, Vaiana salta in controtempo pensando in una prima intenzione dell'alzatore, quindi si trova poi in discesa
sulla schiacciata. È proprio Bottino al servizio. Pallone corto, riceve bene Lo Petrone, chiamato in causa È out, Dionisio, peccato. che colpisce forte, e pallone completamente out. 23-20. Ancora Bottino, quindi per la Universal Catania. Sempre lì, sempre per Max Lo Petrone. Bravo qui Walter Vaiana, non colpisce forte e ottiene il massimo. 24-20. Jolly al set point, ne ha 4 a disposizione. Servizio di Dionisio Di Pasquale. Spin, si aiuta con il nastro, riceve dato, chiamato in causa Arezzo, ma c'è l'ennesimo monster block della Jolly 5 Frondi con un super Walter Vaiana. 25-20. Si chiude qui il primo set al Palabonini di 5 Frondi. Abbiamo visto un bel primo set, hanno dato il massimo entrambe le squadre. Eravamo in astinenza di pallavolo dopo questo lungo stop del campionato, quindi 1-0 di set qui al Palabonini di 5 Frondi. Vediamo subito i risultati della 10ª giornata, che in realtà è la scorsa giornata l'ultima giornata giocata, 18 dicembre. Decima, è giusto, è giusto. Tonno Callipo che ha perso 1-3 contro Palermo. La Universal Catania ha vinto 3-0 contro Volley Catania. Costa Dolci Papiro ha vinto 3-0 invece contro Siracusa. Poi vediamo Aquila Bronte che a sorpresa vince 3-2, ha vinto 3-2 contro la Raffaele Lamezia, seconda squadra del campionato. Letoianni ovviamente ha vinto 3-0 contro Partinico Palermo e la Jolly 5 Frondi ha chiuso una bella partita 3-0 contro la Cupe Volley. Vediamo invece chi sta giocando in questa giornata che è la 16ª, ma in realtà ricordiamo è l'11ª con questo slittamento di queste 6 giornate a fine campionato. La Jolly 5 Frondi, lo stiamo vedendo, sta giocando contro la Universal Catania. Cupe Volley gioca contro Volley Siracusa, poi la Tonno Callipo Calabria Vibo Valencia contro Aquila Bronte. Vediamo la prossima. Provenzano Partinico Palermo contro Volley Catania, Volo Saber Palermo contro la Raffaele Lamezia e poi Letoianni contro Costa Dolci Papiro Catania. Tomasello. Andiamo invece opposto. No, Andronico opposto. Non è questa la classifica. tutto pronto per il secondo set al Palabonini di 5 Frondi. Jolly avanti 1-0. Ricordiamo che le due squadre si distanziano di un solo punto in classifica, è quindi importante fare risultato. Difende la Jolly con degli esposti, poi Dionisio Di Pasquale a schiacciare forte.
Bottino costretto al bugger con un muro che era ben piazzato della Jolly. No, Tocca l'asta, la schiacciata, il tentativo di schiacciata di Massimiliano Lopetrone, e quindi il primo punto di questo secondo set è del Universal Catania. Gioca forte la Jolly, cercato da posto 4 Andronico per il 2-0 e quindi primo break della Universal Catania. Si aiuta con il nastro al servizio la Universal, schiaccia forte Dionisi Di Pasquale per ottenere il primo punto di questo secondo set. 1-2. Riceve Pasquale Arena, batte Pasquale Arena. Riceve Arezzo, Tomasello all'indietro, cerca Bottino, l'autocopertura di Lopetrone, degli esposti per Dionisi Di Pasquale, il recupero in extremis della Universal, si ritrova il pallone lì Walter Vaiana che poi commette la doppia. 1-3, quindi nuovo vantaggio di 2 punti della Universal Catania. Adesso al servizio con Bottino. Non ci sono stati cambi nelle due squadre all'ingresso in campo. Bottino corto, sempre la solita su Max Lopetrone, schiaccia forte Dionisio Di Pasquale, rimanda di là la Universal, ancora Dionisio Di Pasquale è chiamato in causa, c'è il fallo del muro della Universal Catania. 2-3, ancora rincorre il risultato la Jolly di Mister De Fina. Stavo notando, non hanno cambiato il campo. Non hanno certo. cambiato il campo. Dionisio Di Pasquale, forte il suo servizio dato, pallone recuperato della Universal, incredibile. Però si è fatto male, sì. Gioco fermo, ha preso una botta, chi è? È Sciuto, è Sciuto. Si è fatto male. La spalla, può darsi? Vediamo, siamo un po' in attesa. Ha preso una brutta botta a tentare questo recupero. Pallone che era stato recuperato. Si è alzato, chi era? Bottino che ha preso la botta. Andronico. Andronico? Sì, Andronico. Alza la spalla. Si è fatto male, sì, alla spalla. Ha preso una brutta botta. Ora beve un po' d'acqua. Sembra essersi ripreso. Sembra anche
poter ricominciare. Gli applausi del Pallabonini per l'opposto della Universal Catania. Anche il dialogo tra Remo e Andronico. Mamma mia, che botta. Meno male, meno male. Può riprendere a giocare l'opposto della Universal. E quindi si ricomincia dal punteggio di 2-3. Tra poco vi spiegheremo anche perché non hanno cambiato campo. Gioco che riprende Dionisio Di Pasquale al servizio, forte come prima su Dato. Arezzo tra le braccia, anzi sul petto di Dionisio Di Pasquale. 2-4, altro break della formazione catanese. E allora non hanno cambiato campo perché in accordo tra le due squadre si può evitare, per evitare anche di perdere tempo con la sanificazione, eccetera eccetera, tutte le norme anti-Covid. Buono l'attacco centrale di Walter Vaiana per il 3-4, Jolly che ancora insegue il punteggio. Abbiamo visto anche il replay offerto dalla regia di Renato Gallo. Lopetrone al servizio spin, tiene in campo la Jolly, chiamato in causa Dionisio Di Pasquale, vediamo se c'è il tocco. No, e quindi altro break della Universal Catania. 3-5. Andronico al servizio, riceve Matteo Bonati degli esposti proprio per Matteo Bonati, ottiene il massimo, mani out. 4-5, Jolly sempre dietro di uno, a caccia del pari, al servizio con Walter Vaiana. Arezzo, il pallonetto, la copertura della Jolly, pallone che torna nel campo della Universal, ancora Arezzo, la prende Matteo Bonati, ma sembrava il pallone fosse a terra. Altro recupero della Jolly, Dionisio Di Pasquale con la sua grandissima giocata a 5 pari. Non ha protestato nessuno sul quel probabile pallone a terra, quindi un grande recupero della Jolly. Walter Vaiana, servizio che si ferma sulla rete ed è un nuovo vantaggio per la Universal. Arezzo al servizio per l'Universal Day Out. Di nuovo parità al Pallabonini in questo secondo set, primo set terminato sul 25 a quant'era il primo set? Che non mi ricordo. 20 a 20, ok. Bottino, tocco del muro della Jolly, palla che finisce out. 6-7. Sciuto al servizio. Sciuto, Sciuto.
riceve Fabio Remo degli esposti per Dionisio Di Pasquale, ed è la classica giocata della Jolly. Riceve Remo, alza degli esposti e schiaccia al meglio Dionisio Di Pasquale. 7 pari. Matteo Bonatti al servizio per la Jolly. Oh. Non una buona ricezione, poi ottiene il massimo bottino Max Lopetrone. Arezzo a fondo campo, attacco centrale vincente di Bandiera Monte. Tomasello al servizio, ottimo il suo servizio, ma recupera la Jolly. Free ball dato Tomasello per bottino, out, però schiaccia troppo forte. E di nuovo parità tra le due squadre. Pasquale Arena al servizio. Riceve dato Tomasello, alza per Bandiera Monte, tenta un altro recupero la Universal Catania, ma pallone che alla fine rimbalza davanti a dato. 9-8, passa in vantaggio quindi la formazione di mister Checco De Fina. Pasquale Arena al servizio per la Jolly, pallone su bottino, l'attacco centrale, out di Bandiera Monte, si scusa con i suoi compagni, era un pallone un po' basso per lui e quindi ha dovuto spingere il più possibile il colpo. 10-8, ancora Arena per la Jolly, 4 consecutivi per lui. Non al meglio qui bottino, dato in bugger, e poi di là Arezzo anche in bugger. Degli esposti, schiaccia forte sul muro Dionisio Di Pasquale, costruisce la Universal con la pipe di Arezzo, recupera la Jolly, chiamato in causa ancora Dionisio Di Pasquale, ci arriva Bonatti in bugger, ancora Dionisio, schiaccia forte, il grandissimo recupero di Arezzo, duello aereo, forse tocca la rete Arezzo, pallone rimandato di là, lo spinge Matteo Bonatti, Jolly un po' in disordine, schiaccia poi più forte che può bottino. 10-9, le proteste della Jolly per una doppia e anche per un tocco della rete dell'alzatore, se non mi sbaglio, di Tomasello nel corso dell'azione. 10-9. Sì, sono state proteste durante il gioco, ma comunque abbiamo visto un'altra bella azione, è da tutta la partita che ne stiamo vedendo tante. Di certo non ci stiamo annoiando quest'oggi. Chiama formazione il capitano Dionisio Di Pasquale, è in attesa, è pronto al servizio bottino. La recupera la Jolly, bottino si tuffa, pallone dietro per Andronico, c'è il fallo, però no, è dentro il campo. No, è 10 pari, giallo per la Jolly, non ammette proprio proteste l'arbitro. chiamavano palla out, ma c'era stata un'invasione, non si era accorto del muro. Il giocatore della Jolly che l'arbitro chiamava, il secondo aveva chiamato invasione e non palla in. Il primo però ha fischiato in. Ha fischiato in? Sì, il primo sì. Comunque cartellino giallo per la Jolly, che adesso deve stare attenta con questo metro di giudizio dell'arbitro molto severi, due milanesi che non accettano nessun tipo di protesta.
Andronico al servizio. Riceve Bonati per la Jolly degli esposti per Max Lopetrone. Lopetrone buca. Letteralmente buca il muro avversario. 11-10. Jolly al servizio con il capitano Dionisio Di Pasquale e la sua spin, battuta spin. Molto forte il suo servizio, riceve bene dato, non buona l'alzata, ottiene il massimo, poi Andronico Dionisio Di Pasquale schiaccia, però è out, c'è il tocco del muro secondo l'arbitro che era lì. Sì, il numero 15? No. 12-10. Bandieramonte si accusa. Break Jolly. Ancora Dionisio Di Pasquale sempre forte, pallone tenuto benissimo dalla Universal Catania Arezzo e pallone che si insacca per il 12-11. Nel precedente set è stato cercato moltissimo Arezzo, adesso viene cercato molto Bottino e Andronico, ma adesso ha fatto punto Arezzo, è tornato a far punto con questo pallone insaccato. Bandieramonte al servizio su Max Lopetrone, degli esposti dietro per Dionisio che ottiene il money out, vede il muro ben composto della Universal e allora dice lascia che schiaccio più forte che posso, ottiene il money out il capitano della Jolly. 13-11, altro break della formazione di Mr. De Pina e Max Lopetrone al servizio con il servizio spin. Out, esce abbastanza il pallone e si riporta a -1 la Universal Volley Catania. Ha sentito qualcosina l'arbitro e Tomasello dice ma io non ho detto nulla, ve lo giuro, forse ti stai confondendo, gli ha detto all'arbitro. Non ammette nulla l'arbitro proprio. Degli esposti, la alza per Matteo Bonati. Arezzo chiamato in causa e torna ad essere pericoloso Arezzo. 13 pari. A tutto braccio ha ottenuto questo punto lo schiacciatore della Universal Catania. Pari. Servizio Universal ricevuto dalla Jolly, adesso schiacciato il pallone da Matteo Bonati, non riesce a tenere in gioco Andronico e Jolly di nuovo in vantaggio. Lascia spazio Fabio Remo a Pasquale Arena perché al servizio c'è Walter Vaiana. Pallone smorzato dalla Jolly, Dionisio Di Pasquale è chiamato in causa, Arezzo costretto alla free ball, Arena, ancora degli esposti per Di Pasquale, 15-13, Dionisio sempre chiamato in causa, sempre a rispondere bene. Certo il più prolifico della Jolly fin qui. Chiama formazione ancora una volta la Universal Catania. Prende adesso il braccio l'arbitro, fischia e Walter Vaiana può partire al servizio. Teso su Bottino, poi Andronico
il Monster Block di Luca degli Esposti, salta a uno e si guarda con il mister De Fina, esultano entrambi, forse se l'è un po' chiamato il mister De Fina questo muro, la lettura, no, dei movimenti degli avversari. 16 a 13, Jolly a più 3 e time out chiesto dalla Universal Catania. La vediamo adesso la classifica? Ce l'abbiamo? Dici? Al volo? La vediamo la classifica al volo? Al volo? Eccola. Eccola qui, Leto Ianni prima incontrastata a 33 punti, poi la Raffaele Lamezzi a 28, Costa Dolci Papiro a 21, Palmar Volley Siracusa a 18, vediamo la Jolly a 17 e la Caffè Re Universal a 16, quindi uno scontro diretto a metà classifica. Poi le altre le leggiamo dopo. Sì, a questo punto se non metti la classifica per questo se la Walter Vaiana al servizio. Arezzo, pallone che casca sulla linea di fondo della Jolly. 16-14, aveva alzato il braccio Dionisio Di Pasquale e allora ha lasciato sfilare Walter Vaiana, non si è inteso con il suo capitano. Sempre più 2 Jolly. Arezzo al servizio, spin, riceve Fabio Remo, Luca degli Esposti per Pasquale Arena che mette a segno. 17-14. Jollin più 1 in questo momento, Luca degli Esposti al servizio, riceve Bottino, chiamato in causa anche per l'attacco, non sceglie di forzare, poi rimandagli la Pasquale Arena, ancora Bottino chiamato in causa, smorza l'attacco il muro 5 frondese, Dionisio Di Pasquale, muro stavolta della Universal Catania degli Esposti per Dionisio Di Pasquale, toccano i giocatori della Universal, poi Andronico, non era un pallone buono da schiacciare, ha voluto forzare la giocata e pallone che si è fermato, si è schiantato sulla rete di gioco. 18-14. Ancora Luca degli Esposti al servizio molto teso, ricevuto bene da Bottino, chiamato in causa poi per l'attacco, tiene bene Fabio Remo, la gioca ancora la Universal Catania, Sciuto bravissimo e rapidissimo in questo attacco, ottima la sua rotazione. 18-15. È proprio Sciuto al servizio. Corto su Matteo Bonati, degli Esposti dietro proprio per Matteo Bonati, mani out. Ed è il 19° punto per la Jolly 5 Frondi. Matteo Bonati, autore dell'ultimo punto al servizio. A Walter. Servizio molto teso, mette in difficoltà la Universal Catania. Degli Esposti, poi in bugger Remo per la pipe di Matteo Bonati, la riprende Bottino, ci arriva Arezzo in bugger, legge bene Fabio Remo, chiamato in causa Dionisio Di Pasquale che evita l'invasione. Ancora Bottino, toccano le mani del muro della Jolly, questo pallone è 19-16. Ancora delle belle difese della Universal Catania. Chiamato in causa, non si legge il numero. Non c'è sulla maglietta?
Sì, c'è in alto a sinistra, però è giallo e quindi non si legge. Sì. Il 6 mi sembra. Coco? Sì? Sì, 6, confermo Coco. Ok, sostituito Andronico. Matteo Bonati riceve degli esposti per Max È Lopetone, out. lungo linea out però, ed è 19 a 17. Riposa un po' l'opposto della Universal e adesso Coco dovrà dare il massimo. Chiama timeout la Jolly 5 Frondi. In questo secondo set è il primo timeout chiamato da Mister Defina. Come sempre mandiamo un saluto a tutti i nostri spettatori fissi a casa. Fateci sapere se ci state seguendo, che io vi leggo. 19 a 17 le squadre che rientrano in campo qui al Palabonini. Tommasello al servizio, È il out. pallone è completamente out, impatta male il pallone Tommasello, 20° punto della Jolly 5 Frondi. Pasquale Arena al servizio teso, deve sistemare qui la Universal, un po' in confusione la Jolly 5 Frondi, forte l'attacco di Matteo Bonati in pipe, Arezzo poi in pipe pure, Max Lopedrone out però il suo colpo, 20 a 18, sta facendo un po' di difficoltà la Jolly a costruire le occasioni. Dall'altra parte delle grandi difese della Universal Catania. Però una cosa l'abbiamo scoperta. Quale? A Milano si può toccare 2 volte. Ah, Perché le doppie non le stanno vedendo proprio. degli esposti, l'attacco al centro di Walter Vaiana e qui non si tuffa nessuno, lasciano sfilare i giocatori del Universal Catania, un errore che può pesare, 21 a 18. Dionisio Di Pasquale al servizio. Spin per lui, pallone tenuto bene, Luca degli esposti, non si fa fregare, prova lo spiraglio giusto dove non Sì, c'era vede nessuno. tutta la Universal schiacciata in avanti e ovviamente piazza. 22 a 19. Ed è Dionisio Di Pasquale al servizio. Dionisio che gioca e si allena con la mascherina, anche Luca degli esposti. Servizio spin tenuto dalla Universal, pallone che poi è tornato nel campo del Jolly. E Dionisio Di Pasquale non si fa fregare 2 volte, 23 a 19. Suona la carica Dionisio Di Pasquale. Che oggi è davvero in giornata. Time out della Universal. Sì. Time out chiesto da coach Giuffrida. Intanto vi ricordo di passare dalle nostre pagine social Facebook e Instagram Edicole di Pinuccio e il nostro sito www.edicoledipinuccio.it. Iscrivetevi anche al canale YouTube e se volete attivate la campanellina così da ricevere tutte le notifiche. Salutiamo la nostra regista che sta studiando per il prossimo esame. Non ci manca mai il saluto per Annalisa.
23-19, Dionisio Di Pasquale al servizio. Buona. Sempre spin, si aiuta con il nastro. Arezzo schiaccia forte, bravo Arezzo qui a colpire forte. Pallone che casca davanti a Fabio Remo. 23-20. Sa che ha preso una botta Pasquale Arena, si è messo un po' di ghiaccio spray. Bandieramonte riceve Max Lopetrone degli esposti dietro per Dionisio Di Pasquale, schiaccia alla grande Dionisio e porta la Jolly al set point 24-20. È la coppia che oggi sta funzionando al meglio degli esposti per Dionisio Di Pasquale, e Dionisio non si fa pregare. E salutiamo Maria Catania che è a casa. E il piccolo Max Lopetrone, peccato la palla se non avesse toccato la rete, sì, forse, salta sul nastro e prolunga la sua traiettoria. Quindi primo set point sprecato dalla Jolly. Rientra Andronico, quindi esce Coco che non si è fatto sentire, non è stato cercato da Tommasello. E anche dietro non è che ha toccato qualche pallone. Riceve Fabio Remo per la Jolly degli esposti per Matteo Bonatti, recupera la Universal, chiamato in causa ancora una volta Arezzo. 24-22, Jolly avanti di 2 set point gettati. E Universal ancora al servizio. Bottino, cioè Bonati negli esposti dietro per Dionisio Di Pasquale, pallone è out, ottiene il money out Dionisio Di Pasquale, che permette di chiudere questo secondo set al Pallabonini 25-22. Ha avuto un po' di fortuna, perché il pallone è caduto poco dopo la linea. è andato fuori. sì. Primo set 25-20, secondo set 25-22. Ora faccio riposare un po' la voce.
2-0 quindi qui al Pallabonini di Cinquefrondi, in questo scontro diretto di metà classifica. Le squadre, lo ricordiamo, si distanziano di un solo punto. Eccola qua la classifica, la continuiamo a leggere che ci eravamo fermati alla Universal. Settima posizione Aquila Bronze a 16 punti, Volo Saper Palermo a 13, poi nona posizione per Partinico con 8 punti, Gupe Volley a 7, Volley Catania a 7 e Tonno Callivo Calabria Vibo Valencia a soli 2 punti, ultima in classifica. Squadre di nuovo in campo qui al Pallabonini di Cinquefrondi. La Jolly ha la possibilità di chiudere la partita con il secondo 3-0 consecutivo, ma c'è tutto il set da giocare. Tomasello al servizio per la Universal Catania. Stende adesso il braccio, gioco che può riprendere. Pallone su Lopetrone in difficoltà in ricezione. Pallonetto di Dionisio Di Pasquale. Muro 1 di Max Lopetrone che però commette fallo. Chiede spiegazioni Max Lopetrone. 1-0 per la Universal Catania. Se ha toccato la rete, forse l'ha toccata con la maglietta, possibile. Ancora Tomasello al servizio, ma stavolta sbaglia, forza troppo e la Jolly pareggia subito. 1 pari. E Jolly che parte al servizio con il centrale Pasquale Arena. Non riceve bene qui la Universal Catania, dato, rimanda di là. Attacco centrale di Walter Vaiana che cerca di capire anche lui come ha colpito questo pallone. Ha colpito male, ha ottenuto il massimo possibile. 2-1, passa in vantaggio la formazione di mister Checco De Pina. Al servizio Pasquale Arena, riceve dato. Tomasello per Andronico, si tuffa, bravo Massimiliano Lopetrone, poi il pallonetto di Dionisio Di Pasquale. Forte la pipe vincente di Arezzo. No, c'è il punto della Jolly, calpesta. Tocca? Sì, calpesta Arezzo. Non si vede nel replay che era 3-1. impallato. Sì, non ci sono neanche le proteste. Break Jolly subito in questo terzo set. Pasquale Arena su dato che non riceve bene Dionisio Di Pasquale. Non ci pensa 2 volte e mette a terra questo pallone. 4-1. Ancora Arena al servizio, ancora un po' in difficoltà dato. Il muro della Jolly. Andronico, altro muro della Jolly. E balla Luca Degli Esposti. 5-1. Gioca e si diverte la Jolly. E Tomasello ha qualcosa da ridire al suo libero dato. Un po' in difficoltà il libero della Universal Catania. Ecco Pasquale Arena, stavolta riceve bene dato. L'attacco centrale che però è out di Bandieramonte, un pallone basso per lui, l'abbiamo visto anche nel precedente set. Quando ha questi palloni bassi tenta di schiacciare il più possibile il pallone e la manda out. 6-1. Time out intanto Universal. È il minimo. In blackout la Universal Catania sembra non essere scesa in campo in questo terzo set.
Squadre di nuovo in campo dopo questo timeout chiesto dalla formazione ospite. Ancora Pasquale Arena al servizio. Arezzo riceve per la Andronico. Andronico, bravo ad ottenere il massimo e a dare un po' la sveglia ai suoi compagni di squadra. 6-2. Si è fatto sentire ancora una volta Tomasello. Ancora al dialogo con il suo libero. Il servizio della Universal sul Lopetrone, chiamato in causa anche per l'attacco. Bravo! Bravo! Max Lopetrone che trova le mani del muro di Andronico in discesa. Ottiene questo ottimo money out. 7-2. Al servizio il capitano della Jolly 5 Frondi, Dionisio Di Pasquale. Spin per lui su Dato. Il pallone torna nel campo della Jolly. Tenta in tuffo Bandieramonte di rimettere in gioco il pallone. Buono l'attacco di Walter Vaiana. 8-2. Bravo Walter, dice mister De Fina. E ancora Dionisio al servizio, ancora spin per lui, forte, sempre su Dato che stavolta tiene bene Tomasello per Arezzo, il muro della Jolly. Ancora cercato e trovato Arezzo, stavolta difende Remo. Poi ottiene un altro money out Max Lopetrone ed è il 9° punto per la formazione 5 frondese. Dionisio Di Pasquale al servizio. Dato riceve bene. Andronico poi schiaccia out questo pallone. Ed è 10-2. Molto stanca la Universal Catania, in cerca di una scossa, in cerca di qualcosa per rientrare in campo in questo terzo set. Dionisio ancora forte, si aiuta con il nastro, costruzione della Universal, Bandieramonte, c'è il muro di Vaiana. Arezzo, altro muro però, sì, stavolta Vaiana si porta giù la rete. 10-3. Fin qui ottimo il muro della Jolly. Ogni tanto un errore ci può stare. Bandieramonte pronto al servizio. La rimette in gioco Walter Vaiana dopo essere stato murato. Max Lopetrone scavalca il muro avversario, pallone che cade sulla linea. 11-3. Max Lopetrone al servizio, buona la sua spin. Arezzo che ha ricevuto anche attaccato, l'autocopertura di Degli Esposti. Si sposta poi per lasciare spazio a Dionisio Di Pasquale che però viene murato ed è una breaking news. Perché finora è passato sempre. 11-4. Servizio di Bottino su Matteo Bonati, Degli Espositi dall'altra parte per Matteo Bonati che ottiene il money out. 12-4. Una sola squadra in campo.
Walter Vaiana al servizio, riceve Arezzo, in bagger Tomasello per Arezzo stesso. Bravo qui Walter Vaiana a tenere il pallone in gioco. Matteo Bonati ha dovuto alzare in bagger per Luca Degli Esposti, che non è uno schiacciatore, lo sappiamo. E se la ridono un po' tutti nel campo della Jolly. 12-5. Arezzo al servizio, buona la sua spin, out però non di tanto. Pallone che cade poco dopo della linea. 13° punto della Jolly. (13-5). Luca Degli Esposti al servizio. Buona la giocata di Bottino. 13-6. Sciuto al servizio, che si ferma sulla rete. No, primo errore del set in battuta, se non sbaglio. Io ho un ritorno strano, non mi sento bene. Com'è? Sì, il tuo microfono ha un po' mal di gola. Prova? Okay, ora c'è. Ora ti sento bene. Matteo Bonati riceve Bottino. Tomasello proprio per Bottino tocca il muro della Jolly. Matteo Bonati in copertura a fondo, poi si propone Bello. per la pipe, ma c'è il monster block di Bandieramonte. 14-7. Adesso Universal al servizio con Tomasello. Riceve Max Lopedrone degli Esposti in centro con Arena. Stavolta cercato e trovato Dionisio Di Pasquale. Non c'è bisogno di dirlo. Altro punto per il capitano della Jolly. 15-7. Pasquale Arena al servizio. Stavolta si ferma sulla rete. 15-8. Comunque se ne sono visti davvero pochi di errori al servizio. Quello che dicevo prima, infatti, sono subito. Comunque c'è un ritorno. Universal al servizio. Riceve Max Lopedrone degli Esposti per Max Lopedrone. Bravissimo qui in questa riccia singolare. Chiude bene il colpo. 16-8. Dionisio Di Pasquale sempre al servizio. E non riesce a raccogliere poi il pallone la Universal Catania, a rimetterlo in gioco. E 17-8. Ancora Dionisio al servizio. Forte la sua battuta, tocca il muro della Jolly, duello aereo, ancora Universal, dall'altra parte con Arezzo, buono il muro della Jolly, ancora Arezzo, colpisce come può Walter Vaiana, poi degli Esposti per Max Lopedrone che spinge questo pallone, Tomasello, Bottino in bagger per Arezzo, altro muro Jolly, Andronico chiamato in causa ancora Arezzo, recupera la Jolly, Matteo Bonati rimanda di là. Bottino, Tomasello per Arezzo che stavolta manda out.
il pallone. 18-8 più 10 della formazione calabrese. È stanca a livello mentale, a livello fisico la Universal Catania. Avrebbe potuto fare molto di più Arezzo su quel colpo e ha chiamato time out il mister della Universal Catania, coach Giuffrida. Squadre di nuovo in campo. Dionisio Di Pasquale al servizio. Spin che si ferma sulla rete. 18-9. Bandieramonte al servizio. Riceve Matteo Bonati per la Jolly degli Esposti, colpisce con le unghie, Walter Vaiana, che poi mura anche e ottiene il 20° punto. 19esimo punto. 19-9, torna a più 10 la Jolly di mister De Pino. Max Lopetrone al servizio. Errore in ricezione di Arezzo e quindi 20-9. Sta servendo bene la Jolly. Max Lopetrone al servizio ancora. Altra spin per lui. Forte, tiene in gioco la Universal degli Esposti per Matteo Bonati. Mette a segno il 21esimo punto. Il secondo aveva chiamato un tocco, sai Gabriele? I don't know. Ancora Max Lopetrone, riceve Arezzo, Tomasello al centro, forte per Sciuto. 21-10. Una bella giocata della Universal. Ha funzionato spesso in questa partita. Tomasello per Sciuto. Servizio Universal, riceve Bonati, degli Esposti al centro per Walter Vaiana. Va in controtempo e mette in controtempo anche gli avversari. Il muro. Ma che poi ha fatto una faccia verso degli Esposti tipo non so manco io che ho fatto. 22-10. È proprio Vaiana ad andare al servizio. Molto teso, Arezzo tiene, la vuole rimandare di lato, Masello forse un po' troppo frettoloso. Arezzo poi schiaccia bene. Qui passa in mezzo al muro. Bella parallela di Arezzo. 22-11. È proprio Arezzo ad andare al servizio per la Universal Catania. E sulla linea il servizio spin di Arezzo. 22-12.
Ancora Rezzo, tiene Fabio Remo, Luca degli Esposti Bravo! per Pasquale Arena, si fa sentire anche lui, 23-12. Buono il colpo forte di Pasquale Arena, lo ricordiamo, di Taurianova, Pasquale Arena. Luca degli Esposti al servizio, la schiaccia Tomasello, Bottino, poi Tomasello ancora per Bottino, Muro Jolly, costruzione al centro degli Esposti, pallone arretrato per Dionisio Di Pasquale che infatti colpisce troppo forte. Era troppo avanzato, Dionisio non ce l'ha fatta Sì. ad agguantare. 23-13. Cambio, esce Sciuto ed entra di nuovo il numero 6. E attenzione anche nella Jolly, Gabriele. Esce. È entrato il numero 3, Libra per Libra. la Universal, sì. Per la Jolly esce Luca degli Esposti, entra il secondo alzatore Andrea Belcastro. Libra al servizio, primo ingresso in questa partita per lui. Buono il suo servizio, riceve Fabio Remo, Belcastro in bagger per Dionisio Di Pasquale, costruisce la Universal, forte, tiene in gioco Andrea Belcastro, poi Matteo Bonati sull'alzata in bagger di Fabio Remo, Bottino schiaccia forte, tiene in gioco, forse una doppia di Belcastro, comunque non ravvisata dall'arbitro. La schiacciata vincente di Dionisio Di Pasquale, 24-13. Set e match point per la Jolly. 11 a disposizione. Si chiude il cambio della Universal, esce Libra, rientra Sciuto. Che era asciutto prima. Che era usciuto prima. Era asciutto prima, ma non è più asciutto. È entruto casomai. No, è uscito di nuovo perché ha lasciato il posto al Libra. Decidetevi però, Altro cambio. Altro cambio per la Jolly, è uscito Max Lopetrone, è entrato Raffaele Zangari. Se non mi sbaglio è esordio in questa stagione per Raffaele. Non ricordo se già... Non penso abbia fatto altri ingressi in campo. Lunga. Out il servizio di Matteo Bonati, primo match point sprecato dalla Jolly, 24-14. Servizio della Universal, riceve Raffaele Zangari, poi schiaccia Dionisio Di Pasquale, schiaccia forte la Universal, pallone tenuto in gioco da Matteo Bonati, Dionisio Di Pasquale non si fa fregare due volte, salta Pasquale Arena e chiude il match a più 11, 25-14 questo terzo set. Bravi i ragazzi di Mister Defina, non era facile questa partita. Bottino pieno, non è una battuta. Bottino è di là. Non è una battuta. Bottino pieno per la Jolly, che ha giocato davvero una bella partita. Squadre, ai saluti. Esordio del Mister, che andremo subito ad intervistare ovviamente. Quindi con me ci sentiamo in campo. vediamo se funziona il microfono. Prova. Chi sei? Mi senti giusto? È acceso? Sì, acceso.
Ok. Allora, foto di rito per la Jolly. Ovviamente tutti i ragazzi molto soddisfatti della prestazione. Allora, non abbiamo la telecamera. Ci avviciniamo il più possibile, vieni, mister? Così va bene? Aspettiamo indicazioni tecniche dalla regia. Esordio con vittoria paste, ecco, grazie. Chiamano le paste, mister. Meglio di così non poteva andare la tua prima sulla panchina della Jolly. Quanto è stata importante la pausa per un po' prendere contatto con l'ambiente e soprattutto creare una prestazione del genere? Sì, sicuramente ci ha agevolato questo, perché comunque rientrare subito l'8 avevamo lavorato poco, in più c'erano stati i ragazzi col Covid e quindi non avevamo... Invece questo mesetto alla fine abbiamo lavorato molto bene, e abbiamo migliorato alcuni fondamentali, quindi sono contento, anzi ci ha dato una grossa mano, sì. Parlaci un po' di te, mister. Com'è stato il primo contatto con la Jolly? Come ti stai trovando? E soprattutto che ragazzi hai a disposizione? Sono molto contento di essere qui. Prima, vabbè, tanti anni fa sono stato da giocatore, quindi adesso in un'altra veste e mi trovo benissimo, già conosco l'ambiente. I ragazzi qualcuno lo conoscevo, altri li ho conosciuti in questo mesetto. È un bel gruppo affiatato, piace lavorare. Sono contento che veramente mi stanno seguendo e soprattutto che c'è quella voglia di migliorare, quindi di migliorare i particolari, quindi è quello che poi fa la differenza in questa categoria. Senza togliere nulla agli avversari, hanno fatto una gran partita nel possibile. Dove può arrivare la Jolly? Ovviamente abbiamo visto una bellissima prestazione quest'oggi e soprattutto che prestazioni ci possiamo aspettare nelle prossime partite? Sicuramente ogni partita è una cosa a sé, quindi è una battaglia, quindi oggi siamo riusciti a metterli in difficoltà in ricezione, sapevamo che loro soffrivano un po', e poi con il discorso difesa a muro, quindi abbiamo fatto i vari break. Dove arriveremo non lo so, ma il nostro obiettivo è quello di giocarci ogni partita contro chiunque. Abbiamo un bel gruppo, una bella squadra, quindi siamo tranquilli che lo possiamo fare e possiamo giocare molto bene. Ecco, quanto avete lavorato sulla battuta e sul muro? Perché erano due, diciamo, punti deboli della squadra e oggi è stata perfetta sotto questo punto di vista. Abbiamo lavorato tanto, diciamo il 70% del lavoro è stato su questo fondamentale, quindi Si nota. sul lavoro sistema muro difesa, quindi sì, è normale che bisogna migliorare, è normale che poi la tecnica bisogna assimilarla, però ci sono stati degli ottimi risultati, ecco. Perfetto, grazie mister De Fine e benvenuto ai microfoni dell'edicola. Ora avremo ai microfoni il nuovo dottore Fabio Remo, vediamo. Dov'è? Dov'è? Lo trovo. Eccolo laggiù. Lo vado a chiamare. Dottore, vieni qua. Ci siamo, ci siamo. Auguri, auguri. Com'è stato? Com'è stato? Raccontaci, dai. È stata una bella esperienza, è stata la seconda laurea, quindi sapevo già come comportarmi, però comunque l'emozione c'è sempre. È stata una bella esperienza, è andata anche bene la discussione, quindi siamo contenti. Voto finale? 108. Bravo, bravo, il nostro Fabiolino Remo. Allora, no, mi hanno detto di non chiamarti più Fabiolino. No. Dottor una tua Fabio. impressione sul mister? Bene, bene, molto bene, stiamo lavorando bene, da quando è arrivato abbiamo messo un focus su quelli che erano le nostre difficoltà e i nostri problemi
che piano piano stiamo risolvendo. Siamo nonostante tutto rimasti costanti su quello che è andato sempre meglio nel nostro gioco, che è il cambio palla, e ancora stiamo dimostrando di fare bene in questo fondamentale. Quindi niente, ci stiamo trovando molto bene, lui ci sta mettendo sempre a nostro agio e stiamo lavorando bene, siamo contenti tutti quanti. Ora testa alle prossime. Testa alle prossime, prossima sfida impegnativa e di conseguenza da lunedì si ricomincia a lavorare come sempre. Perfetto, grazie Fabio, Remo. Penso che possiamo chiudere. Oh, Luca, vediamo se viene ai microfoni Luca degli Esposti. Vieni. Ai microfoni dell'edicola Luca degli Esposti, l'alzatore della Jolly 5 Frondi. Luca, com'è giocare con la mascherina? Dicevo proprio questo, giocare una partita con la mascherina è come farne 3 normali, quindi cioè bene. No, una bella prestazione. Siamo stati in campo concentrati, sereni, tranquilli, bella atmosfera, abbiamo preparata bene, scelte giuste. Vuoi che la partita l'ha permesso, dico, perché siamo stati sempre avanti tranne l'inizio del secondo set. Però bene, sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Come elemento di esperienza di questo gruppo, quanto è importante la tua guida, soprattutto anche con un nuovo allenatore come Mister Checco De Fina? Ma sì, ma guarda, col mister ci siamo trovati, non sto qui a fare paragoni perché guarda, ti dico, nutro profondo rispetto e stima anche del mister Chirumbolo, dico. Però no, ci siamo trovati, stiamo lavorando bene, siamo quasi coetanei, non sveliamo l'età, perché sennò... 44? No, però siamo là, dai, io vado per i 36 quest'anno. No, stiamo lavorando bene, poi ci confrontiamo molto. Per i ragazzi una guida, per me, io mi sento 10 anni in meno a stare in campo con questi giovanotti. Meno male. È una cura per me più che per loro. Meglio così, no? Va bene, sì, no, una bella prestazione. Ora lavoriamo bene per la prossima su questa scia e dai. Non si molla niente. Non si molla mai. Grazie a Luca degli Esposti. Noi possiamo chiudere questo appuntamento e ci vediamo alla prossima di campionato. Renato, ce le sì, Aquila Bronte Catania la settimana prossima. Con me chiudiamo, vi ringraziamo per averci seguito e alla prossima con l'edicola. Alla prossima, arrivederci. Aquila Bronte Catania di per Jolly 5 Frondi settimana entrante, arrivederci.